Migliaia di visitatori dall'Italia e dal mondo per la 42esima Imola Mostra Scambio organizzata dal CRAME, Club Romagnolo di Auto e Moto d'Epoca, nella storica sede dell'autodromo Enzo Edino Ferrari. È stato l'ennesimo successo del più importante appuntamento per lo scambio di auto, moto, bici, accessori e ricambi d'epoca. Sindaca San Giorgi, il CRAME è una manifestazione importante per Imola. Assolutamente, un importante appuntamento nel calendario del nostro bellissimo autodromo Enzo Dino Ferrari, ai quali già come si vede c'è già molto movimento anche oggi a quest'ora. Imola oggi per fortuna è baciata dal sole perché ieri sera insomma abbiamo avuto una bomba d'acqua non indifferente e il presidente Bruno Brusa è sempre molto attento e molto capace nell'organizzazione. Ogni anno vediamo anche sempre qualche novità, qualche elemento di innovazione. È una grandissima mostra scambio a livello internazionale e siamo tutti molto orgogliosi ovviamente di questo appuntamento. Anche perché l'indotto per Imola c'è e si sente. Assolutamente, è un volano per tutta la nostra città, difatti l'amministrazione comunale è sempre molto attenta a intraprendere insomma, tutto quello che può essere di aiuto, anche dando personale, insomma, collaborazione all'associazione Crame, che è un'associazione come sappiamo che esiste da più di 50 anni e adesso insomma, c'è questo 42esimo appuntamento. Ha sottolineato come il Comune di Imola faccia la sua parte, non solo però in termini di viabilità e regolazione del traffico, ma anche con due ufficiali d'anagrafe presenti qui, proprio all'autodromo, per regolarizzare i passaggi di proprietà eventuali che si verificheranno. Certo, questo sempre anche per sottolineare tutto quello che può essere in collaborazione. Adesso col Presidente ci siamo visti già un paio di volte perché ovviamente io sono qui da poco, ma siamo pronti e solerti insomma, a dare aiuto a questa manifestazione così importante per la nostra città. 42esima edizione del CRAME, Presidente Brusa, una manifestazione più che mai in forma. Perché 42 vuol dire un obiettivo da anni che noi fin dai primi passi, e devo dire i primi passi perché queste prestazioni in Italia non esistevano e siamo stati i primi a pensarlo, che dovesse essere solo uno scambio per i collezionisti, io ti do una ruota e te mi dai un fanale, perché spesso rimanevano nelle cantine e con questa idea e soprattutto l'idea quando l'abbiamo portata nell'autodromo di Imola, che allora, quindi nel 1981, era impossibile girare e calpestare il suolo di una pista che allora famosa per tutto quello che è successo come manifestazioni sportive e quindi abbiamo dettato con quelle manifestazioni lì la storia di un autodromo che è diventato storico con gli obiettivi non della storia e quindi è finita, no? Con gli obiettivi, anzi idee ben chiare di un prosieguo e quindi mai un sogno come potrebbe essere un domani la Formula 1. Noi però abbiamo dimostrato che con questa manifestazione non è soltanto Tempio della Velocità, ma anche manifestazione aperta esattamente delle attività di questo genere qui. E siamo orgogliosi, oggi poi prendo io a fare con il mio entusiasmo, ma soprattutto col fatto del sole che ci benedice in una manifestazione alla sua 42esima edizione e devo dire sono orgoglioso di essere vicino alla sindaca, la signora Manuela San Giorgi, perché a questo punto vuol dire che c'è una continuità dell'amministrazione comunale, il mio comune, dove io quando ho fatto partire questo ci tenevo a portare un obiettivo. Manifestazione imolese deve stare tale. Quest'anno ci sono novità, come ogni anno il CRAME introduce qualcosa, anche perché è una manifestazione internazionale di forte richiamo, ci sono degli espositori anche dal Giappone. Sì, il Giappone, che sono poi due, noi diciamo questo, ma soprattutto aspetto sempre il nostro corrispondente, un giornalista giapponese che in settembre viene per la mostra sull'automobile esattamente in Germania e si ferma a Imola e si ferma anche perché vuole stare esattamente insieme con gli amici romagnoli e assaggiare insieme a loro la piadina con i ciccioli romagnoli e quindi lo aspetteremo. Noi oggi però siamo qui per ricordare poi tutto quello che è successo in questi 42 anni, cioè la gente che viene si è trovata bene e quindi ecco il richiamo internazionale di personaggi. Ieri c'erano tanti stranieri, devo dire e confermo ci sono 170 espositori stranieri, a parte i due giapponesi, sono venuti anche qualche anno uno o due americano, espositore e due australiani.
Pezzo forte comunque lo fa l'Autodromo di Imola, ospitando per il suo tracciato, che è quasi 5 km su ambo i lati, quindi diventano circa 10 km di esposizione più tutto il paddock, quindi si conferma questo grande successo del Crame, che però ha già una proiezione verso il futuro, all'imminente manifestazione anche internazionale, anche questa di motocross qui, dove il Crame sarà presente con delle moto storiche. Esattamente, quindi quando ci hanno chiesto la direzione Formula Imola, dateci una mano, come facciamo anche con Giancarlo Minardi, siamo pronti. Qui poi ci siamo presi una fetta organizzativa, che c'è un gruppo dei nostri soci, perché dobbiamo ricordare i 70 anni della prima prova di campionato del motocross che si faceva, che qualcuno mi ha fermato. A lei, bene, mi dica un po', ma dov'era? Il posto famoso, bellissimo, dove si svolgeva il motocross 70 anni fa, è partito esattamente in un parco delle acque minerali e gli ho indicato dove era. Oggi il parco non si può disturbare con un'amministrazione di questo genere e ci hanno pensato un'idea di calpestare la pista per scavalcarla e fare il percorso nel paddock e la rivazza. Ultima cosa, alle sue spalle, Presidente, c'è un grande cartello che anche quello vuole essere commemorativo di un'importante giornata. Sì, la nostra associazione nazionale ASI il 23 settembre fa una giornata del veicolo storico. Noi ci aggreghiamo a questo, nel senso che vogliamo ricordare, sono i festeggiamenti proprio quel 23 di settembre che ricorda 50 anni fa Adoni, quando ha vinto le prove di campionato mondiale del ciclismo. Noi faremo una carrellata di auto d'epoca, caricheremo i campioni ciclisti e faremo il giro di Tremonti con loro. Io voglio dire ancora una cosa importantissima. L'anno scorso c'era una più bella mostra qui dentro al museo dell'Autodromo, dove noi ci diamo una mano, e un museo è un valore aggiunto di un autodromo. Spero che si riparta e ci sono dei preparativi per festeggiare i 25 anni di Ayrton Senna, e annuncio una cosa importante, una primizia: il 1° maggio un amico sta ultimando il restauro della macchina di Tazio Nuvolari 12 cilindri, una cosa importantissima. Quindi lo vedremo la prima volta in moto all'Autodromo Imola il 1° maggio in occasione dei 25 anni per ricordare Senna. Io ringrazio veramente persone come Presidente, perché grazie all'impegno profuso e alla passione di persone come lei che Imola è grande. Grazie. In un rapporto di amicizia con il Crame, il club velocifero qui di Rimini, è presente all'Autodromo, Mussoni? Sì, è presente qui all'Autodromo, addirittura dicono che tra Velocifero e Crame siamo cugini, quindi ci fa molto piacere essere presenti. Abbiamo allestito il nostro stand qui, abbiamo dato da mangiare ai nostri amici, da bere, e quindi siamo stati in compagnia e parlando di moto ad epoca e parlando un pochettino di tutto quello che ruota attorno a questo mondo di epoca e vintage. Giuseppe Rubinati, come le sembra il mondo del mostra e scambio? Insomma, è attivo oppure c'è un calo? Ma è sempre attivo, perché bisogna vedere dal punto di vista. Comunque io ho visto tanta gente, tanta merce, tanti scambi, tanti ricambi, e le facce delle gente le ho viste sorprese. Penso che sia una cosa bella, insomma. La mostra scambio di Imola la ritengo il numero 1. Maico Rosati, presidente del club Automoto d'Epoca Reggiano, quanto è importante il rapporto di collaborazione tra i club che si occupano di questo settore, di mostra e scambio, in particolare di veicoli storici? Beh, diciamo che è basilare, in quanto il rapporto di collaborazione è appunto, mi ripeto nel dire che è alla base di tutto, in quanto anche con l'organizzatore di Imola c'è una comunicazione costante e non solo con questo club del Crame, quindi una comunicazione costante con noi del Camer, proprio perché ovviamente dobbiamo lavorare in forte sinergia di idee, di iniziative, e la comunicazione deve arrivare tempestiva qualora vi siano delle novità nel settore dal punto di vista delle leggi, dal punto di vista delle novità di mercato. Ecco. Il nostro club partecipa da tanti anni a questa rinomata manifestazione. Ogni anno siamo presenti con una Indian diversa, quest'anno abbiamo un capolavoro che è una CIF 1200 del 24, ed è sempre un grande piacere essere qui a Imola insieme a tutti questi grandi cari amici degli altri club.